Questa mattina alle 2:20 siamo stati svegliati dall'impianto dell'allarme che ha segnalato l'intrusione nella parte posteriore della nostra azienda. Abbiamo visionato immediatamente le telecamere, abbiamo visto che c'era un mezzo pesante che aveva sfondato la recinzione. Il risveglio di soprassalto per molti ha attivato in automatico tutti i sistemi di allarme della Berica Lavorazioni Speciale SPA, un'azienda fondata nel 1971 che nel distretto orafo di Camisano è specializzata nel recupero di metalli preziosi, oro, argento e platino provenienti dagli scarti di lavorazione. Chi ha assistito al blitz dei criminali ha descritto modalità simili alle scene dei film d'azione più spettacolari. I nostri vicini avevano provveduto anche loro a chiamare le forze dell'ordine perché si erano accorti che c'era una banda di 10-12 persone con dei mezzi d'opera che avevano bloccato la strada sia da un lato che dall'altro con una betoniera e un autocarro, più con un altro mezzo pesante avevano sfondato la nostra recinzione. Tecniche di guerriglia organizzata molto simili a quelle che ha subito la ditta Orfa Falcon il 25 febbraio scorso. In quel caso i malviventi, dopo aver bloccato le strade con mezzi pesanti, sono riusciti a farsi largo all'interno dell'azienda. Qui fortunatamente non hanno fatto in tempo, ma non è stato un tentativo isolato. Questa è la terza volta che provano negli ultimi anni. 3 anni fa purtroppo sono riusciti a entrare dentro nei nostri impianti produttivi effettuando un tunnel per bypassare l'impianto d'allarme e per poi calarsi dal tetto nella zona proprio della produzione specifica. E confermo ancora di più che questa banda che sta operando nel nostro territorio, sia qua a Camisano che abbiamo visto anche comunque nel Bassanese, sta operando con dei sistemi proprio da guerriglia urbana.